Allora, buongiorno, sono Elena Bertorelli, delegata nazionale Casa dei Consumatori. Invito tutti a condividere questo appello. Tutti i lunedì si terrà un presidio davanti alla Procura di Vicenza, presidio organizzato dal Movimento 5 Stelle. Tutte le persone che ritenessero utile ed è utile per la causa di tutti i risparmiatori azzerati sono pregati di dare i loro dati al loro referente del Movimento 5 Stelle oppure di inviare un messaggio a noi che lo giriamo al Movimento che sta organizzando questa importante iniziativa a tutela dei poveri risparmiatori azzerati e rasi al suolo. Ripeto, nuova iniziativa organizzata da Movimento 5 Stelle, presidio perenne dei risparmiatori azzerati tutti i lunedì davanti alla Procura. Chi è disponibile dia i propri dati. Cerchiamo di essere presenti. Grazie a tutti. Siamo qui con Elena Bertorelli della Casa del Consumatore. Oggi siete qui insieme al Movimento 5 Stelle sostanzialmente per chiedere cosa? Allora, sia Casa del Consumatore sia Adusbef e Codacons nello spirito sono oggi presenti per dare manforte al Movimento 5 Stelle che ha organizzato questa importante iniziativa davanti alla Procura di Vicenza. Cerchiamo infatti di essere qui per sollecitare i tempi della giustizia, per fare in modo che le indagini procedano speditamente e si arrivi in fretta alla fine delle indagini con un probabile rinvio a giudizio. Questo per tutelare naturalmente i risparmiatori azzerati che sono stati rasi al suolo dalla probabile mala gestio di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.